Buongiorno, a te la linea. Ok, buongiorno. Tocca a me oggi, sono Claudio Lipodio e faccio parte di questa bellissima associazione, questa grande famiglia che porta avanti da sempre, da quando esiste, aiuti a tutto campo. Ne parliamo tutte le settimane, quindi anche Sara che in queste settimane ha un impegno familiare importantissimo, un nipotino che non sta molto bene, sta recuperando, però è giusto che abbia tutta l'energia e tutti gli abbracci possibili dalla famiglia in questo periodo. Quindi sostituiamo Sara, anche se facciamo fatica a sostituire, pensare solo al termine di sostituiamo Sara è qualcosa di molto complesso. Un abbraccio ovviamente a tutta la famiglia e al piccolo guerriero che so che andrà tutto tranquillamente come esperienza da ricordare, ma esperienza passata. Cosa facciamo? Ormai chi ci ascolta lo sa, portiamo un sorriso, siamo portatori di sorrisi. Mi piace questa immagine che si vede molto spesso quando si portano gli aiuti in paesi dove il ringraziamento è proprio il sorriso dei bambini, il sorriso e la gratitudine dei grandi che vedono la possibilità di fare qualcosa di più sul loro territorio. Quindi magari fare in modo che smetta questa ecatombe, questo genocidio di persone che finiscono in mare perché gli viene raccontata la favola di lascia tutto quello che hai qui e vai di là, sali sul gommone o sulla barchetta o sulla nave di altre associazioni che si dicono umanitarie, ma a parer mio sono tutto tranne che quello. E costruttori di sogni negativi, costruttori di illusioni, bravi illusionisti, persone che arrivano a dire a questi popoli andate là che vi danno casa, telefono, soldi, senza fare niente. Poi imparate qualcosa, magari diventate anche ricchi, no? E invece l'umanitaria padana da sempre fa una cosa inversa. Il motto per tanti anni lo è ancora, era aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Certo portiamo gli aiuti, come la storia insegna, come tanti scritti insegnano, sì certo bisogna portare da mangiare a chi ha fame, ma bisogna anche insegnargli a coltivare, bisogna anche insegnargli a pescare, bisogna anche insegnargli che può fare da solo, ce la può fare. E quindi si portano questi aiuti intelligenti, aiuti che fanno passare il periodo buio del momento, ma danno materiale, attrezzature, istruzione a questi popoli, a queste persone per fare in modo che anche a volte con accordi di livello più alto, quindi con accordi istituzionali, con la cessione di terreni per fare in modo che vengano costituite delle comunità agricole, per esempio. Io ricordo in passato, tanti anni fa, agli inizi c'era l'umanitaria, c'erano altre associazioni umanitarie nel vecchio movimento e si fece un accordo con uno Stato per avere dei terreni a cui poi noi facciamo arrivare dei trattori, dei mezzi agricoli, le sementi, tutto quello che serviva per far star bene queste persone e le finanze per costruire questo villaggio, questa comunità, no villaggio, chiamiamola comunità, questa azienda agricola grande, questo mini paese, diciamo, mini paese agricolo. E lì sono state ai tempi messe delle famiglie, quindi degli sposi,
persone che volevano fare famiglia, avevano un obbligo, oltre a quello ovviamente di far crescere questa comunità, avevano l'obbligo di prendere dei bambini orfani per portarli a crescere sani all'interno di questo nuovo micromondo, possiamo chiamarlo. Questo funzionò ai tempi, funzionerebbe ancora se in alcuni paesi la smettessimo noi di dire che siamo la cultura migliore. Non c'è la cultura migliore. Ci sono culture che si plasmano sul territorio, ci sono città, ci sono popolazioni che crescono nel loro territorio, quindi crescono con la loro lingua, crescono con le loro tradizioni, crescono con i loro usi e costumi, che magari in alcuni casi possono essere anche criticabili. Qui non funzionerebbero, ma là sì. Come là certe nostre idee, certe nostre cose non funzionano. Purtroppo in alcuni governi fanno gli esportatori del tutto. Oggi parlare di esportazione è quasi pericoloso, visto la guerra dei dazi che stanno facendo le nazioni. Altra stupidità generale. Da una parte chi li crea, dall'altra parte chi risponde con altri dazi, con altre cose. Sono logiche di contrapposizione che vanno solo in una direzione, quella di rovinare qualcuno, rovinare qualcosa. Non si costruisce distruggendo, si costruisce costruendo, quindi costruendo relazioni, costruendo rapporti, costruendo amicizie, costruendo, perché no, anche interessi differenti o comuni, o interessi compatibili. Per esempio, una persona può avere una tecnologia, una persona può avere il materiale per realizzarla. Si fanno accordi, non si va a distruggere una civiltà o un'area perché ci interessa quello che c'è 5 metri sotto quel territorio, o 100 metri o 1 chilometro sotto quel territorio. La cooperazione, l'idea, il metodo, chiamiamolo metodo, no? il metodo UPO, il metodo elementare Padano Onlus, è molto più semplice, parte dal rispetto, parte dallo studio, parte dalla cooperazione. Sono tutte parole che portano un più, no? Se studio imparo, se imparo cresco, quindi ho qualcosa in più. Se trovo il modo di cooperare con qualcuno aggiungo qualcosa, quindi un altro più. Come vedete, questi piccoli ma grandi concetti sono tutti delle azioni positive che vengono poi per forza ad essere azioni che allontanano i contrasti, che allontanano in alcuni casi anche i problemi di quel periodo. Mi fa strano che tra i nostri governanti di qualsiasi nazione oggi, quasi tutte le nazioni oggi, non ci sia il buonsenso umanitario, il buonsenso che utilizziamo noi. Perché sarebbe veramente tutto più semplice. Sarebbe veramente tutto molto molto più semplice e molto più economico. Perché andare a fare un'economia di guerra è un'economia che prima distrugge e poi è obbligata a ricostruire. Si perdono persone, si perdono generazioni, ci saranno generazioni che vivranno tutta la loro vita nella paura. Guardate, senza criticare o senza entrare nel chi ha ragione e chi ha torto, guardate Gaza. Pensate un po' voi, se foste nati là, che colpa sarebbe la vostra se non l'unica cosa essere nato là? Che colpa hanno i bambini che sono là e vengono sterminati ogni giorno? Come dall'altra parte, che colpa hanno altri che si svegliano un mattino e non hanno più una casa? Volevano semplicemente vivere, no?
non avevano in mente di andare a fare del male a qualcuno. Hanno una loro idea, hanno una loro tradizione, hanno una loro filosofia. Certo è che lì, come in Africa, ci sono tante diatribe, non le chiamo neanche guerre, diatribe, chiamatele contrasti, dateli tutti i nomi che volete, anche tribali. E nascono bambini tutti i giorni, quindi non sarebbe difficile mettere subito i loro piedini nella direzione giusta. Non saprebbero nemmeno che cos'è un'arma, non saprebbero nemmeno che cos'è la guerra se non ci fossero altri adulti pronti o governanti pronti a dargli un fucile in mano e dirgli la tua vita sarà destinata a fare questo. Quindi bisognerebbe fare un passo indietro a volte, fermarsi e riflettere e dire: ma è giusto quello che stiamo facendo? È giusto investire dei soldi che potenzialmente possono distruggere? Io lo dico nel mio piccolo, io sono piccolo e insignificante nel mio lavoro probabilmente, ma io per tanti anni ho lavorato facendo macchine che costruivano, anzi macchine per fare test, quindi andavano nell'automotive, andavano nell'industria, andavano a testare i materiali, servivano per certificare anche dei farmaci, dei medicinali e le armi. A un certo punto io ho deciso di non lavorare più nel settore degli armamenti. Ci ho rimesso, mamma mia, sì, certo che ci ho rimesso. Ho costruito sistemi per testare missili, ho costruito sistemi in passato per testare la resistenza meccanica di alcune parti di questi armamenti. Ma non è il mio mondo e quindi per etica ho deciso che io quelle macchine lì non le costruisco più. Eravamo pochi forse in Europa a costruire quella tipologia di macchine, ma non mi interessa. Come me ci sono anche tanti altri che vogliono lavorare per il vero green, quello che oggi si sta distruggendo l'economia europea, perché sono follie e chi conosce l'ambiente, chi conosce cosa può fare la natura, chi conosce cosa può fare questo pianeta per noi, e ribadisco anche il concetto, non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo fare in modo che il pianeta non vada a decidere un'altra volta di darsi una scrollata, no? Come sparirono i dinosauri, come sparirono tante epoche in questi milioni di anni, come viene resettato tutto, stiamo rischiando questo reset, quindi dobbiamo preservare la nostra sopravvivenza su questo pianeta, non dobbiamo salvare il pianeta si salverà da solo, andrà avanti ancora, milioni di anni. Dobbiamo essere noi abbastanza intelligenti da fermarci un attimo, sederci, magari anche da soli e riflettere, perché la prima riflessione parte da se stessi. Quindi fare in modo che le persone abbiano un momento di solitudine costruttiva, diciamo, chiamiamola così, da dire sto prendendo le decisioni giuste o le sto prendendo perché qualcuno mi sta dicendo di prenderle. Sto facendo l'azione giusta per la mia gente, sto facendo le cose che servono per migliorare la vita dei nostri bambini, perché questo è il punto. Dobbiamo lasciare questo posto migliore di come l'abbiamo trovato. E non stiamo oggi lavorando tutti in questa direzione, purtroppo. Dobbiamo lasciare questo pianeta, questo territorio, questo paese, questa città, questo mare, migliore di come lo abbiamo trovato. Io in Brasile sono stato recentemente, ci tornerò perché sto lavorando là, ho un progetto là e sto vedendo tanti miglioramenti, sì, alcune aree che non erano turistiche stanno diventando un po' turistiche per il turismo interno, quindi il turismo brasiliano, però ho visto una laguna che aveva acqua pulita ma leggermente marroncina, posso dire leggermente marroncina, ok? Diventare limpida quasi caraibica, perché sono bastate 4 azioni intelligenti: aumentare il fondale dell'ingresso dell'acqua, tenere un po' più curate
gli impianti fognari dei paesi circostanti, fare 4 azioni intelligenti e nel giro di 1 anno e mezzo, 2 anni, è cambiato l'ecosistema di quella laguna, facendo un'azione anche neanche troppo costosa. È migliorata la vita di, penso, un paio di milioni di persone. Queste sono le direzioni giuste da prendere. Azioni costruttive, piccoli più, da mettere ogni giorno nel nostro cassettino, nel nostro fare quotidiano. Quindi, e tutto parte da noi comunque, sempre. Parte tutto da noi. Parte tutto dalla domanda: cosa posso fare per migliorare la mia vita, ovviamente, perché se io non sto bene non posso aiutare gli altri, se io non sto bene con me stesso non posso essere positivo con gli altri, non riesco, sarebbe una cosa finta, uno sforzo importante, sì. A volte può essere l'inizio, no? Faccio fatica a essere positivo, ma faccio qualcosa di buono, facendo qualcosa di buono vedo il risultato mi dà gioia, la gioia mi fa diventare un po' più sereno, divento positivo. Questo sì può essere un meccanismo interessante all'inizio, ma poi bisogna costruire giorno per giorno. Guardate cosa succede, guardate il terremoto di settimana scorsa. Niente è certo, abbiamo una certezza sola nella nostra vita quando nasciamo, una sola. Tutto il resto è una variabile, in parte data da come vivremo noi, da come porteremo avanti il bene che possiamo dare. Il bene che possiamo dare passa anche da aiutarci. Lo sapete, no? Che io sono quello che poi alla fine della trasmissione tira una riga e dice: ragazzi, dobbiamo dare benzina al nostro furgone, gasolio al nostro furgone, dobbiamo poterci muovere, dobbiamo poter fare gasolio, fare benzina magari a qualche pulmino che abbiamo donato che porta dei bambini a scuola, a studiare a migliaia di chilometri da noi, per fare in modo che quei ragazzini, quei bambini di oggi diventino i professori, gli ingegneri di domani, che decidano di costruire un qualcosa lì, costruire pozzi, costruire case, costruire istruzione per la generazione successiva. Quindi come possiamo fare noi per aiutare noi stessi? Perché se poi noi non abbiamo questi disperati nelle nostre città, che quando vengono disillusi poi si arrabbiano e creano problemi anche a noi. Quindi bisogna costruire il bene. Per costruire il bene all'inizio si fa fatica, però avete la fortuna, abbiamo la fortuna, c'è questa associazione che dà quasi il 100% di quello che riceve in azioni umanitarie. Qui non ci sono mega stipendi, pernottamenti in hotel 5 stelle, cose del genere. Qui i 100 euro di aiuto che entrano diventano 99, di aiuti verso la destinazione che avete deciso voi. A proposito, lo potete scrivere se fate un piccolo bonifico avete la causale, se fate un bollettino postale potete scriverlo nelle note, scrivetelo. A me interessa aiutare le popolazioni terremotate, per esempio di questo ultimo terremoto disastroso, oppure mi interessa aiutare ancora i progetti che stiamo portando avanti in Emilia Romagna per il post terremoto, per esempio, perché attenzione, non è che perché siccome abbiamo tante missioni nel mondo il nostro paese non lo guardiamo. Abbiamo anche le nuove povertà, tanti papà separati che vivono in macchina, che vanno a mangiare, si mettono in fila alla Caritas per andare a mangiare, a cui viene ogni tanto portata da noi la spesa, per esempio. Questo è una cosa, è un dono meraviglioso che ho avuto occasione di fare un paio di volte. Oltre a quel cesto, quello scatolone di spesa per quella persona, l'oretta di chiacchierata che facciamo insieme fu qualcosa di... Ho visto una persona cambiare in un'ora, cambiare avere quel momento di scambio, quella chiacchierata
ha fatto bene a lui, ha fatto benissimo, ha fatto tanto bene a me, ha dato tantissimo a me. Ho conosciuto una persona nuova che mi ha dato gioia. Quindi queste sono le cose da tenere conto. Come fare per fare adesso, ragazzi? Cioè, abbiamo internet, abbiamo l'home banking, abbiamo tutto adesso per dare una dimostrazione all'ufficio, perché l'ufficio poi lunedì, martedì mi dice: Claudio, hai funzionato oppure non hai funzionato? No, so che ci date sempre una grande mano e vi ringrazio a nome dell'associazione, perché i piccoli gesti portano sempre vanno sempre nella direzione di grandi progetti, grandi aiuti. Quindi come fare? Umanitariapadana.net, il sito internet, c'è un pulsantino rosso, attenzione, non è un bottone dell'autodistruzione, mi raccomando, ma semplicemente apre una pagina dove ci sono scritti i modi per dare un aiuto, anche immediato. Potete fare un bonifico istantaneo, se sono piccole cifre arrivano veramente in tempo reale nella cassa dell'associazione e verranno utilizzati, ve lo posso garantire, per quello che avete chiesto. Quindi sapete quali progetti stiamo portando avanti, sapete gli aiuti che stiamo portando avanti, scrivetelo nella causale. Io voglio aiutare questa missione, voglio aiutare questa area, voglio fare questo aiuto, o anche semplicemente piccolo dono per i papà in difficoltà, piccolo dono per le nuove povertà, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, i nostri ragazzi. Tra i giovani mi ci metto anch'io, sono del 68 ma mi sento molto attivo, molto giovane, quindi tra i giovani mi ci metto pure io, ma i momenti brutti li ho passati anch'io e c'è stata l'associazione e quindi è un doppio onore, un triplo onore poter essere qui a dare un contributo e dire che quello che facciamo è davvero importante, quindi aiutateci a fare di più, aiutateci a fare di più, perché a me il più piace tantissimo e il più è una cosa che viene da dentro, questo più viene da dentro di noi e ci aiuta a portare avanti tutto. Penso che sono all'ultimo secondo, giusto regia? Non sento più la regia. Mi senti? Eccoci, sì, penso che siamo quasi al termine, giusto? Sì, siamo al termine. Ok. Grazie ancora per avermi ascoltato e sopportato in questa mezz'ora. Ci sentiamo alla prossima trasmissione, a breve spero anche nel settore automobilistico dove abbiamo molto da dire in queste settimane. Ci sentiamo presto, un abbraccio a voi, buon fine settimana. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.